Scatman's World. Siamo su MotoGP 13. Allora ragazzi, adesso andiamo alle Mans e adesso inizia veramente il nostro mondiale dopo due terzi posti e un ritiro. Adesso dobbiamo vincere la sbrega perché voglio fare l'hat-trick, il triplete ragazzi, con Yamaha, Ducati e Honda. Poi ragazzi non so se ci sarà anche il ritorno in Moto 3 dal mareggiano di merda della principessa Sissi, vediamo, però non sono sicurissimo sinceramente. Quinto posto. Ok. Comunque ragazzi, che vittoria tra WWE e PES ragazzi, un dominio. Adesso manca solo la MotoGP. Manca solo la MotoGP di lui francesi, qualificazioni un po' così, ma in gara voglio. Beh ragazzi, Gran Premio di Francia, quarta tappa del mondiale, obiettivo podio. Dai comandone. Dai Trano, siamo arrivati secondi, possiamo farcela. Volevamo fare una gara perfetta. Vai, dobbiamo prenderla bene questa. Ottimo comandone. Attenzione, incidente per Rossi clamoroso. Incidente per Valentino spaventosamente spaventoso. Mamma mia che incidente di Valentino. Gran calma ragazzi, gran calma. Che incidente di Rossi ragazzi, che incidente di Rossi. Noi siamo 14esimi in grande rimonta. Qua ha fatto una cagata storica, bene. Devo far veloce recuperare ragazzi, veloce. Dai comandone, dai, vola. Vola cazzo, ma no ste robe, niente da fare. Rossi ha fatto l'incidente ed è già davanti, bene. Dai, prendiamola bene questa. Niente da fare, sempre 14esimi. Una presa non benissimo. 13esimi ma con difficoltà ragazzi. Però dai cazzo, devi spingere sta moto. Lorenzo primo. Anzi Lorenzo è sempre primo e vuole riscattarsi dopo il mondiale perso l'altro anno. Occhio, bravi, qua ha fatto una cosa monumentale. Siamo ottavi. C'è Nicolino e Heidi, Vizioso e Brad Pitt. Occhio a Brad che mi rompe sempre i maroni. Settimo posto, ma un po' di fatica comendiana però, devo arrivare almeno a podio, cazzo. Dai comandone. Bravo. Bravissimo, sesto posto, dai. Adesso c'è Brad. Vai comandone, con la grinta e con il cuore possiamo vincere sto benedetto primo mondiale. Bravo, vai. Merda, campi, Brad è così ragazzi. Maledetto, mi butta sempre fuori. Che pugnetta, incidenti, tanti incidenti oggi ragazzi. Occhio. Bravo comandone, quinto posto. E abbiamo un giro per il podio. Attenzione Pedrosa, problemi per Pedrosa. E incidente incredibile. Problemi per Dani Pedrosa. Giro record di veneziano. Siamo terzi ragazzi. Mamma mia, troppi incidenti oggi. Attenzione anche Lorenzo. Attenzione anche Lorenzo. Speriamo bene, oddio. Anche Marquez. E anche il comandone. Ma puttana
Ma vaffanculo. Incredibile. Incredibile. Ma cosa devo fare, ragazzi? Non ho parole. Fatalità ha ritirato Marquez. Tutti i 3 big ritirati. Diciamo, tra virgolette, perché insomma un big non sono ancora. Pazzesco. Pazzesco. Avrà possibilità di recuperare un sacco di punti. No, ritiro. Secondo ritiro in 4 gare. Guarda. Sì, guarda, andate a fare in culo tutti. Cioè, no, è una maledizione. Ha vinto Rossi comunque, incredibilmente. Pazzesco, pazzesco. Non ne va bene una, ragazzi. Non so cosa fare. Cioè... Mail. Obiettivo, vabbè, quinto posto. No, non è possibile. 2 ritiri, 2 terzi posti. Devo vincere assolutamente il Mugello, chiaramente. Ok, guarda, non vogliamo niente, voglio solo... Vai ragazzi, Gran Premio d'Italia del Mugello, 25esimo posto in griglia. Sono in depressione post Le Mans purtroppo, ragazzi, quindi speriamo bene. Un momento difficilissimo per il comandante veneziano. Sembra una maledizione questa MotoGP. Calcio. Subito un rischio, subito incidentone per Smith, mamma mia. Mamma mia ragazzi, bagarre indescrivibile. Bagarre mugelliana. Bravo, allora, 16esimo posto, dai. Dai che ci sono moto di merda davanti. Ragioniamo, saremo più tranquilli magari. Freniamo un po' prima. Non possiamo permetterci un altro passo falso, altrimenti il mondiale se ne va. Bravo. Portacela a casa come. Noi vogliamo questo comandone pazzo, incredibile. Magari non così tanto, mamma mia che rischio. E che scappano via se no gli altri. In questo livello di difficoltà è così, è durissima ragazzi, è durissima. Soprattutto per un gondolaro. 10° posto, ma un po' a fatica, dai fioi, dai, ho bisogno della vostra carica. Se porto a casa i risultati è solo grazie a voi, quindi 9° posto Comendiano. Questo lo prenderà bene che è la mia curva. Ciao ragazzi, ciao autista, ciao vizioso. C'è Brad, ciao Brad. 6° posto, abbiamo ancora 2 giri. Dai, miracolo Comendiano, te prego. Giro, ecco per Pedrosino. C'è un po' di bagarre davanti, ma dobbiamo sfruttare. Un po' lungo. Dai ragazzi, dai. 6° posto, ma ce la faccio più, sono veloce ai primi. E Lorenzo tenta di superare Rossi. Dai, nella staccatona della vita. Ho troppa paura. Bravo. 5° posto. No. Bravo ragazzone. E questa è una gran cosa. E Lorenzo è superato. Adesso i primi 3 Rossi, ma Pedrosa e Marquez. Può cadere Lorenzo, no? Non c'è speranza. Gran calma adesso, gran calma. La mia curva, perché superiamo anche Vale. Ciao Vale, ciao dottore. E siamo terzi, ancora terzi, siamo abbonati al 3° posto in questo mondiale. Dobbiamo arrivare ai premi, cazzo, dobbiamo dare una svolta su questo mondiale. Dai ragazzi, spingiamo al massimo. Dai che c'è Marchetto Marquez.
calma, devo stare calmo adesso. Tensione incredibile al Mugello, dai staccatura, dai staccatura. No l'errore, no l'errore. Ecco, ho perso decimi importanti. E basta questo terzo posto, sarebbe il terzo in 5 gare. Niente da fare, la tensione è troppo alta. Dai, questa l'ho presa bene, questa l'ho presa bene. Rischiamola, rischiamola. Dai, che almeno un secondo arriviamo. Mamma mia, che gara anche questa. Se lo prende la perfetta questa, la chiave di tutto è qua. Ma porca mignota, dai secondi, dai secondi, dai secondi, ormai Pedrosa è troppo in fuga. Bravo, chiudilo, 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 secondi. Recreiamo secondi. Secondo posto come indiano, non sono felicissimo, ma inizia qua la rimonta. Buono. Un ottimo secondo posto, ragazzi. Gli applausi del suo team sono veramente meritati. Ma vaffanculo, va. Avevo vinto l'altro anno. Mail. Team manager, grande piazzamento. Manager personale, grande risultato. Ma non sono soddisfatto, devo vincere adesso. Allora, Petrosino gare come te, ok, grande Cumene, stai guidando veramente forte, Marchetto Marquez che la tua convergenzione è andata male. Andiamo veloci però, io voglio guidare adesso. Catalogna, vabbè, qua è chiaro che deve arrivare la vittoria. Resta nel team. Vai, 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 con lo storiplanino. Andiamo in Spagna per vincere. Questa è proprio una delle mie gare, non posso fallire assolutamente. Reading trap, il solito reading trap come indiano. Vai. Twitterone. Queen, vogliamo una vittoria a Montmeló. Marchetto Marquez, Domenica Sicura, Catalogna, Gran Premio di casa. E Brad Pitt che dice ora il decimo posto in griglia. In Spagna voglio la vittoria. E non è l'ultima gara questa, voglio registrare più gare perché voglio insomma portare a casa le vittorie nelle gare favorevoli. Questa deve essere una vittoria piena, una vittoria tranquillissima. Dai. Bravo Comendone, bravo. Bravo, 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 bravo. Già Ottavio. Dai che arriva la vittoria qua. Dopo c'è Assen, Assen voglio il doppiettone. Bravo, bravo. In questo momento del mondiale il primo è Valentino Rossi, incredibile. Finalmente Vale è tornato prima. Ok, bravissimo. Adesso con la calma li superiamo tutti. Ciao, 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 ciao. Mamma mia che rischio. Mamma mia che rischio, ragazzi. Che cool. Va rifrenata. Non avere troppa fretta, però se ne stanno già andando, ma perché? Questa non possiamo non vincerla, ragazzi, questa non possiamo non vincerla. Le Honda se ne stanno andando, però che bello, sono quelle cose belle della vita. Mamma mia che curva, bravissimo. Qua ha fatto una curva da pro. E adesso vai Comendone. E adesso vai Comendone, Pedrosa e Marquez, le Honda dominano. Le Honda dominano. Attenzione, erroraccio di Marquez. Erroraccio di Marchetto Marquez. Finalmente un po' di fortuna. C'è Pedrosa, anche Pedrosa, un bel mondiale di Pedrosa fino adesso. Vai Comendone. Portacela a casa. Rischiare il tutto e per tutto adesso, bravissimo.
grandissimo all'esterno. Abbiamo un giro per prendere Pedrosa e portare a casa la prima vittoria stagionale. Bravo, 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 mamma mia che rischio ancora. Incidente per Nicolino. Incidente per Nicolino. Dai, portiamola a casa, dai, dai, spingi come un done, dai, rischiamo, 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 rischiamo. Dai, l'ultimo giro voglio il sorpasso. Pedrosa, ma adesso deve essere in forma Pedrosa. Maledetto Pedrosino, Pedrosetto. Calma, relax, relax. Eccolo qua il sorpasso. E adesso andiamocene, riportiamola a casa. No, no. No, non ci voglio credere. Che erroraccio che ho fatto. No. Sto buttando via vittorie come un cretino. Andata anche questa, non ci voglio credere. Ma vaffanculo. Dobbiamo rischiare adesso. Rischiamo e vaffanculo. Grande, grande, grandissimo! E all'ultima curva siamo primi! Prima vittoria della stagione, sì! È stata una gran giornata, oltre al prestigio della vittoria, questo piazzamento gli frutta ovviamente anche 25 punti importantissimi. Vittoria pesantissima e silenzio, vittoria pesantissima all'ultima curva, il Cumendone è tornato. Il Cumendone è tornato. Tutterone, salmone, vederti correre oggi è stato davvero un piacere, la principessa sì, grandissimo Comenda, continua così, Pedrosino un po' dispiaciuto per aver perso il confronto con Veneziano. E porca miseria. Senza gasarsi, senza niente, ma andiamo avanti. Vai, vai, che tanto qua con sempre le stesse cose. Quotidiani. Toro scatenato. Sono tornato, ragazzi. Assen, e qua voglio un'altra vittoria. Iveco TT Assen, round 7. Possiamo vincere tranquillamente anche ad Assen, gara strafavorevole. Dai che il Cumendone è tornato, dai che il Cumendone è tornato. Obiettivo terzo posto. Manager personale, ok. Tutterone, allora, hello. Mi aspetto un gran weekend vizioso, forse per la gara di Assen avremo qualche piccola novità. Pedrosino tornare in Olanda è sempre un piacere. Vai ragazzi, che primo d'Olanda, Assen, 19esimo posto in griglia. Lo possiamo rimontare tranquillamente. Dai ragazzi, con calma e con tranquillità. Gara iniziale pericolosissima, va Lincoln, maledetto Lincoln ed Hernandez, due pippe obese che perché erano licenze in MotoGP non lo so. Bravissimo, dai, 14esimo. Adesso ragazzi, concentrazione massimale, veramente ho bisogno della massimale. 12esimi, non bene. Andare via dalla bagarre, devo andare via dalla bagarre perché ad Assen è pericolosissima la bagarre, è la gara più pericolosa a livello di bagarre. Sì. Al solito errore comendiano. L'impennata che non serve a un cazzo. Devo far veloce se non scappano via i primi. Dai, scarico fuori dai maroni. Niente da fare, non stiamo guidando come al solito ad Assen purtroppo. Dai Brad, fuori dai maroni, Lorenzo Marquez Rossi. Come al solito ho paura, niente da fare, ho paura.
ragazzi, non sto commentando tanto perché ho bisogno di questi punti. Giro record del Magnifico. Bravo, sto guardando la pulita, freniamo tanto, ma chi se ne frega. Non sono là comunque, Dai come Catalogna, dai la vittoria come Catalogna, dai come Catalogna, dai come Catalogna. All'ultimo giro, all'ultima curva, all'ultimo respiro. Rossi, Marquez, Lorenzo, poi Comendone. Manca solo Pedrosino. Niente, il Comendone le terrorizza. Grande, comunque qua l'ho presa benissimo, ho rischiato tutto ma l'ho presa alla grande, siamo secondi. C'è solo il maledetto Magnifico, no, lunga, presa male, presa malissimo. 2 curve prese malissimo, eccola là. Comunque non serve a niente, sto quarto posto non serve a niente, perché comunque perdo punti, pazzesco. Perdo punti sui 3 davanti a me, mi serve a voi, ma vaffanculo. Devo rischiarla. Beh, almeno terzo, dai. Terzo posto veneziano. Arrivare terzo contro questi è comunque un ottimo risultato. Sì. Sti qua sono sempre più forti, cazzo, ogni anno che passa sono sempre più forti. Porca miseria. Va bene, dai, chiudiamo qua sto video. Allora, email, le solite stronzate che veramente, ecco, questa è una cosa che dovevano cambiare, cioè non puoi fare 50 email identiche. Ok, twitterone. Allora, la Salmone, grande commenda. Rossi, anche oggi è andata male, mi sono proprio divertito. Anche se oggi è andata male, scusate, mi sono proprio divertito. Marchetto Marquez, vabbè, ciao, guarda. Sono sempre queste robe. Andiamo alla classifica, siamo quarti. Beh dai, meno 23. Dai, siamo in rimonta, ragazzi, pian pianino. Pian pianino. Prossime gare la vediamo. Saxarina con la Seca Indianapolis. 2 vittorie su 3, un podio. Punto e basta. Raga, un saluto dai commentatori. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.